Ah, sarà fermo, guarda che figura dei soldi. Ragazzi, il buon sono qua, che sboro. No, pazienza. Pazienza, gas aperto e caramè. Comunque, benvenuti a questa nuova e incredibile puntata col Bonso e Cobra. Oggi Sì. cosa facciamo? Oggi siamo andati da Lando. Esatto, a prendere a nostra discrezione, diciamo, i peggiori cibi che abbiamo trovato e robe più schifose che abbiamo trovato, giusto? Cose strane, Cose strane. al supermercato. Vi porteremo le 5 cose più strane che abbiamo trovato da Lando oggi Sì. e facciamo degli assaggi, giusto? Sì. Per dissetarci abbiamo scelto 2 bevande che non ho mai assaggiato, ma ho sempre viste, si chiamano Bomba Mojito Energy. Tu cos'hai? Quella era il Bonso, ha scelto la blu? Sì, Bomba W Energy. Esatto. Adesso li apriremo, Angelo. Facciamo, aspetta, fai l'apertura, fammi vedere che ti apri a cosa. Vediamo. Io direi intanto un piccolo assaggio. Che Attenzione. Aspetta, se vai così. Perché attenzione, mica ho tolto il cavatappi. Ti ha visto che robetta? Sì. Ok, io aprirei anche questa qua, così vediamo. Ti ha visto come funziona? Comunque io leggerei proprio l'etichetta nutrizionale, era praticamente energy drink ad alto... aspetta che... Energy drink ad alto contenuto di caffeina non adatti ai bambini, quindi arredano in gravidanza. Ti sento un po' te o siete in gravidanza, Angelo? No, sono in gravidanza, questo vuoi avere. Io farei intanto questo test, sentiamo la consistenza. Parantigeo, boiacca. Tu parantigeo, il mio pare l'acqua dove dovrai pescare anche. No, sembra lavapiatti. Esatto, liquido svelto tipo. Sentiamo cin cin. Che sporo mio. Madonna che Dio, cos'è sta roba? A me mi piace. Madonna, sa proprio da... Ma senti la mia, che schifo. Imbevibile sta roba. Sporo. È vero. Tu la sei più buona quindi. A parte del friscio quello. Madonna, c'è il parcolutorio. Madonna di Dio che schifo. Come dire la tua? Angelo, se dovessi dare un voto a questa bevanda da 1 a 10, 6. 6? Gli dà la sufficienza, a me non vedavo la sufficienza, mi dispiace. Madonna di Dio che schifo. A me è quella blu, vero? Io direi con l'assaggio della prossima pietanza, qui abbiamo, attenzione, il wasabi, Sì. abbiamo nonigiri, abbiamo queste caramelline che il Bonso non ha avuto presto ad aspettare. Io smetterei tutti e 4 ingredienti. Vuoi fare un pasto? Attenzione, io ho messo la bacinella per vomitare eventualmente, però a questo punto devo fare un misciotto. Io direi, attenzione ragazzi, io farei l'assaggio di uno di questi qua, dopo un misciotto. Sì. Te vuoi una forchetta però o te riesci con scuglierini? Con scuglierini. Buon, perfetto. Quale apriamo di questi 5 cose? Poi qua abbiamo dell'erba, tipo delle alghe, dei mucilaggi. Io potrei dai Wuster. Dai Wuster, attenzione, abbiamo trovato questi bellissimi Wuster dal campo, Wuster gusto deciso, attenzione. Ora Angelo, io ti darei direttamente la forchetta e il coso, questo assaggio qua, vediamo com'è. Aspetta, vediamo. Dove siete andati che ti sto mondo di pittura? A lavorare. E poi non c'è pittura, se non trovo. Ora come che l'Italia al Bonso, fammi vedere qua. No, girami un attimo. L'Italia così ti dai. Effettivamente posso girare anche il mio telefono. Che robetta. Orco Giuda. Attenzione, posso dire che fammi vedere bene sto ciccio. Pare a tega di Alex X quando che vede qualche tosa. Attenzione. Proprio così te lo tai. Ne vuoi assaggiarlo? Ma così te lo tai proprio come se fosse un foglio di... Attenzione.
Ah, te proprio te lo mangi tranquillamente, ma come ti sembra? Da Wuster a di pollo, buono. Buono? Da Sì. 1 a 10 questo Wuster cosa che voti? 7. 7, attenzione, 7 a questo Wuster. Vediamo la consistenza un po' gommosa, vediamo un attimo, aspetta. Attenzione, vedete l'interno, far bene. E vorrei, c'ho proprio scampa via. Comunque ragazzi, ha carni di pollo e tacchino separate meccanicamente, Sì. però solo al 57%, quindi insomma il resto è già abbastanza Consistente. di qualità. Comunque dai, insomma, un 7 su 10 a questo alimento. Adesso vorrei provare questo strano sushi con il wasabi insieme. Col wasabi, questo qua lo assaggio anche io. E che amici, dovete sapere che io purtroppo sono celiaco, quindi alcuni alimenti non posso proprio assaggiarli, però vediamo. Il wasabi teoricamente non ha nessun problema. Esatto. Pensate che il primo ingrediente del wasabi era fano. Ti conosci la fano? Chi sei? Non lo so. Ok. Vuoi farci vedere tu l'apertura di questa scatola? Si apre normalmente e si tira fuori il tubo. Ah, c'è proprio un tubo? Sì. Ok, io direi che magari abbiamo il cucchiaino, prima te, dopo io, vediamo un attimo, parla dentifricio, cosa si trova? Che ne so. Vediamo. Cosa sa? Da wasabi. Diciamo che comunque te Angelo sei amante del sushi, sei già andato Sì. una volta a mangiarlo, vediamo. No, Angelo vuoi buttarlo direttamente là? Per forza perché ho avuto che mai questo con il wasabi che becca se no. Fammi sentire. Mi diria una puntina, Angelo, una puntina sul cucchiaino, vedremo, dopo posso anche a mia. Prendi di fritto se. Vediamo la consistenza. Aspetta che non sono un beccato a fermo, non sono un beccalo. Pare. No, mi pare bene dai. Vediamo l'assaggio. Mamma mia come che becca. Adesso provo anche a me, fammi il video, vediamo. Mamma mia. Guarda che mi bevo un fiato del diluente qua. Mamma mia che schifo. E vado se devo fare il video. Da 1 dici quanto becca. Non sai con becca, sa proprio da copertone beccoso. Ok. Comunque sto rivalutando a bomba blu qua, magari un attimo seccata. Ah, ok. Proprio è sensibile che E mi. infatti io ti ribasso tutto. Esatto. Benissimo, a testo wasabi che voto gli dai? Un bel 6 perché è molto piccante. Ok, boh, perfetto. Andiamo, questo qua secondo me è un buon prodotto, no? Mi ispira già di più. Vediamo, l'onigiri, attenzione. Guarda che bel sacchettino. Mi sembra erbe qui da Caportè. Aspetta, fammi vedere, era ciò che robetta. Era cioccolino milanese tipo. Posso dire che non si mica mai. Vai, tega il cucchiaino. Andiamo, aspetta che ti metto a fuoco, vai. Salito. Buonissimo, sa un po' da mais. Per fare desaio. Benissimo, mi guarda gli ingredienti, vediamo che ingredienti che ha. Attenzione, esageriamo qua col. Aspetta che non mi voglio perdere sta roba. Se che ha messo un fetta di dentifricio solo a sto panino di riso. Che robetta. Comunque ragazzi, praticamente 84% di riso, riso, olio e aseo. Salito Angelo. Buttiamo un fiato di antigeo qua. Cosa mai?
Comunque dai, insomma, mi pare un buon prodotto. Aspetta che non Sì. riesco a mettermi a fuoco, Dio, scatenato. Scusami, porco Giuda. Vedete? Adesso voglio assaggiare sto... Ste algotte, ste alghe de... Aspetta, fammi vedere bene queste alghe. Se pare veramente ammucilate nel tipo di sottomarina, no? Dio, beh, ne vengo fuori qua. Porco Giuda. Ma proprio come Spyrio. Come sei? Ma cosa sei che sa? La Attenzione, menta? mi far vedere, scusa, ho ciuffi d'erba, No. la differenza. Vuoi buttarti in mezzo a vedere se No. riesci a capire la differenza tra lo ciuffi d'erba e... Adesso è buona la da caramelle. Sentiamo, vediamo cosa che ha. Ah, anche farina di frumento, ma Dio, vedete a fuoco invece mio, vedo qua. Caramelle gelatinose a gusto di mela però, attenzione, non a menta però, Sì, mi sa la mela, sì. A mela sì. Sì, la mela, sì. Boh, Adesso manca questo. io direi che te che averte, vuoi qua. Vediamo sta consistenza. Sono tanto piccole però ste caramelle. Sì. Pare bisi e ravanei. Bisi e bacche. No, più che altro sembra il mangime qua per buttare sull'erba. Mangime che te vai a pescare? No, è il mangime per buttare sull'erba. Mm. Per fare crescere le piante. Ah, dopo volevo buttare, vediamo se cosa che cresce per te. Vai. È molto dolci. Quindi non abbiamo neanche detto, vabbè che siamo del stesso genere praticamente, ma tra i caramelle queste qua, tra i due tipi di caramelle qual è che preferisci praticamente? Quelle. Ok, queste qua che manco. Sì, quelle piccole. Io direi come fase finale a questo punto Smisciare tutto. scemo tutto. Sentiamo cosa che viene fuori. Aspetta. Comincio dal riso. Ah, dal gonte è proprio. Questo non lo so. Questa è alga nori, forse è l'unica roba che mangia lì. Fa ben setto. Ah, Ti piace? non fa niente. Comunque è voto tra questi due dolcetti qua, qua è SEO quindi. Tra il Nerds qua e sto che cazzo ne È Ners. Ti piace? Ma che voto sei che te che darissi? È Ners che daria 8, questo qua che daria 7. Mm, E il Wuster che daria 8, 9 e mezzo. buono dai. Ci manca tutti i tocchettini del Wuster. A parte che posso dire il Wuster con i risetti così a milanesi, insomma, non è neanche... Potrebbe anche essere buona commissata da riso, dai. Sì, ma tanto hai avuto tutti. Ecco. Sì, ma dopo ti mangi sul serio sta roba qua, ti buttiamo via tutto. No, non è sul serio. No, se no magari se te vuoi ti internet o ti mangi, se ti porti a casa, No. non ti vuoi mangiarti. No. Questa è un'altra puntata di cotte bruciato per porti a casa. Più o meno. A saltare, non sta a buttarmi tutti. Dai, ma ne tengo uno, l'ultimo tengo uno. Sì, uno se te lo mangi dopo tu scaldo magari anche sto Sì. te lo mangi come secondo dopo. Boh, ti manca un fiato di wasabi per mischiare tutto e do caramelle lì. No, wasabi ho avuto tutto. Ma tutto proprio. Sì. Bello piccante che vuoi qua. Sborami. Ma che merda. A
fare proprio quando ti sembrano che te è un fiato di dolori di panza e ti fai tutta sta merdetta così. Basta, quanto che ne busto, tipo? Dai un fiato al monti magari. No. Io butto su... Quando che devi mangiare qua, io butto sulla cioccolata. Perché è poco, più fuori. Vabbè, diciamo che ne sia abbastanza, dai. Comunque, effettivamente guardando così non è neanche brutto setto. Sa cosa, ti manca i dolcetti però, ti butti. Un attimo prima bisogna mischiare bene il contenuto. Ciao. Hai già insalata di riso questo? Insalata di riso alla buon cobra, Sì. No, questa è insalata wuster alla buon cobra. Fammi vedere scuglierini. E poi una... La fermo se mi metto la fuoco. Vabbè, gira che scugliero. Aspetta un attimo che io metto che fiando in pastura, boh. Che d'erba. Dio vero. Ma boccheremo sassi stasera. E se piante acquatiche. Manca una roba però. Ah sì, manca chicchi di sesamo qua. Comunque posso dire, questa più che insalata è un poché la buon sul cobra. Perché il poché alla fine... Senti, ragazzi, voi da casa non riuscite a sentire proprio una olfa da... un odore da non so neanche, sarà il wasabi che dà sto buon. Sì. Aspetta, guardami Angelo, guardami qua, cos'è che ti ha dato qua? Non tocco d'erba. Questa è insalata wuster, caramelle e radice dell'erba che tappa Sono un poché qui. tagliare. E mangiamo per i campi. Vai, dai che si è brucia la porta asciutta dopo, vai, fammi l'assaggio e saremo qua. Questo qua è già il combo finale, cioè proprio l'assaggio, no? Aspetta che mangio. Vai. Ah, ti fa finta ma sta brodaglia qua però. Ascolta, mangia, la butti a spui, dai, fa vedere che te la mangi, dai. La butti a spui, da trio. Mettiti in bocca, vai, la butti a spui. Fa finta di masticare, fa lo puttaio. Prova a mangiarla, come sia? Piccante. Sì? Sì. La consiglia ai tuoi amici? Buonissima piccante. Boh, noi ci vediamo alla prossima puntata. Se avete qualche alimento, no, da consigliarci, da farci provare, scrivetelo nei commenti. Se avete qualche alimento nuovo scrivetemi su Instagram, su Facebook o su TikTok. Esatto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Qui con Bolso il Cobra. Sì. Ciao. Ciao.